Fiori per ricordare le vittime del Vajont. Fiori in un giorno fortemente voluto dalla Regione Veneto nel 60° dalla tragedia. Ho voluto con forza questo giro a Longarone, con la partenza di Longarone, la regione che progetta le tappe ogni anno. E 60 anni dalla tragedia del 9 ottobre del 63 non poteva che non portarci qui a ricordare la tragedia del Vajont, a ricordare che qui in questo cimitero ci sono 1910 cippi, e a ricordare i morti, ma a ricordare anche il rapporto devastante che molto spesso l'uomo ha con la natura. Un significato importante, soprattutto in chi quel ricordo coincide con il vivere quotidiano. Vuol dire tanto, averlo riportato qui dopo 10 anni è significativo, soprattutto perché il messaggio che lo sport può fare anche memoria penso che sia importante, quindi questa è stata una grande occasione di visibilità, però anche al tempo stesso con questa cerimonia fatta qui in cimitero abbiamo voluto ricordare le vittime intensamente e ringrazio soprattutto Vincenzo Nibali che qui 10 anni fa arrivò in maglia rosa e oggi ha voluto essere qui insieme a noi per rivivere quel momento. E allora eccolo lo squalo che fra tante vittorie fu capace di aggiudicarsi almeno una volta come soli altri 6 ciclisti Giro, Vuelta e Tour. Giro che 10 anni fa lo vide in rosa proprio e anche a Longarone. Era una giornata veramente molto dura perché pioveva ed era molto fredda. Oggi il sole splende, però essere qui, essere ritornato in questo luogo, un luogo per la memoria e la memoria anche legata allo sport è una cosa molto bella e portare un segno di riconoscenza qui al cimitero, io credo che è una cosa molto, molto bella e rende onore e anche doverosa verso quei cittadini che persero la vita in quella tragedia proprio tanti anni fa.